Ciao ragazze e ragazzi, Pechino Express, sesta puntata e quindi sesta tappa. I nostri viaggiatori sono ancora in Cina, ma vediamo che hanno vinto la puntata. A vincere sono state le collegiali, che devono scegliere tra madre e figlia e i sopravvissuti. Prima di scegliere, le collegiali precisano che hanno preferito il viaggio dei sopravvissuti. Il loro cuore quindi gli dice di salvare loro, ma la loro coscienza li portano a essere riconoscenti a Soleil e la madre, che gli hanno dato un passaggio fino in città e per questo motivo salvano madre e figlia e scelgono i sopravvissuti. Soleil ringrazia le collegiali dicendo che questa è anche una piccola lezione di vita e hanno imparato che fare del bene torna sempre. Ma vediamo che destino attende i nostri sopravvissuti. È il momento della busta nera e ahimè questa tappa è eliminatoria. Pertanto Gennaro Lillio e Vera Gemma devono tornare in Italia. Questa coppia è stata formata, come dice Costantino, dal laboratorio della trasmissione. Vera Gemma ha iniziato la sua avventura insieme ad Asia Argento e quando Asia si è infortunata ha deciso di continuare anche per Asia il suo viaggio, scegliendo e dando un'altra possibilità a Gennaro che era stato eliminato. Abbiamo scoperto non la figlia di Giuliano Gemma ma una donna passionale e sincera, dice Costantino. Sono vera di nome e di fatto. Mio padre mi diceva: cerca di essere degna anche del tuo nome e non solo del tuo cognome, aggiunge Vera Gemma. Invece Gennaro ha portato la semplicità e la voglia di vivere, anche se con Vera non è stato tutto facile, lui ce l'ha messa davvero tutta. È sopravvissuto bene, dice Costantino. Pertanto il loro viaggio termina qui e devono tornare in Italia. Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!